Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Di seguito i titoli più importanti del pomeriggio. Denunciato a Catania un 49enne per atti osceni davanti a un liceo della provincia etnea. L'uomo ha parcheggiato l'auto proprio davanti all'aula dell'istituto scolastico per poi dare sfoggio alle sue oscenità. A incastrarlo, nonostante la sua fuga, un video registrato da alcuni studenti. Inveisce contro l'ex moglie davanti alla tomba del figlio. È successo al cimitero di Catania, dove un uomo di 47 anni è stato fermato dai carabinieri dopo una serie di minacce rivolte alla donna. Protestano i residenti del quartiere Borgo Vecchio di Palermo. Ogni sabato sera e fino a notte fonda la piazza si trasforma in una discoteca all'aperto. Per noi è una situazione infernale, riferiscono, spiegando di aver più volte presentato esposti senza alcun riscontro. La regione siciliana ha premiato con un contributo economico gli enti locali virtuosi che si sono impegnati nel ridurre l'uso della plastica. Si tratta di Favara in provincia di Agrigento e Roccalumera nel Messinese, che hanno ricevuto 50.000 euro ciascuno da reinvestire in iniziative ecologiche. Chiudiamo con il meteo. Dopo giorni di nuvole e rovesci sparsi, il sole torna a splendere in Sicilia. Le nubi non mancheranno, ma delle precipitazioni non dovrebbe esserci nemmeno l'ombra. E con questo è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30. Grazie per averci seguito, arrivederci.